Anche novembre praticamente sta già andando via. Certe volte la cognizione del tempo è veramente soggettiva e personale. Certo, c'è la convenzione dell'orologio, delle ore, dei minuti, dei giorni, dei mesi, però quello che a volte percepiamo noi è completamente diverso, si allunga o si accorcia veramente in relazione al nostro stato d'animo. È quello che è successo a me praticamente in questa settimana. Non mi ero accorto che era mercoledì, cioè nel senso che per me ancora la settimana doveva iniziare. La telefonata del direttore Arturo Candela mi ha riportato alla realtà e quindi alla presenza anche oggi su Televideo Agrigento con le Target, il vostro appuntamento settimanale, il salotto che in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale potete seguire sull'LCN 92 del digitale terrestre, e questo è il nostro canale, e naturalmente con il sito internet www.televideoagrigento.tv, dove con lo streaming potete vedere praticamente in tutto il mondo non solo Target ma tutta la programmazione di Televideo Agrigento. Qui facciamo anche un po' di pubblicità che potete trovare su Tele7, uno dei settimanali proprio che si occupano di trasmissioni televisive. Noi vi proponiamo anche la nostra puntata poi su YouTube per cercare come al solito di coprire insomma una fascia di telespettatori più ampia possibile. Mercoledì sera in prima serata in diretta e poi durante la normale programmazione nel corso della settimana con i vari appuntamenti. A questa sera affronteremo come al solito degli argomenti importanti, conosceremo persone e associazioni che operano sul nostro territorio, che meritano veramente di avere quella amplificazione che il mezzo televisivo per fortuna riesce a dare. Allora passo subito a presentare gli ospiti della serata, iniziando sempre dalla mia sinistra. Troviamo Pietro Sicurelli, lui è il presidente dell'ANCRI provinciale, è l'associazione nazionale degli insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Accanto abbiamo una criminologa, lei si chiama Iva Marino. Buonasera a tutti. Proseguiamo con un avvocato, Leonardo Cusumano. Buonasera. A volte ritornano e questa volta lo vedo più sorridente del solito, il coordinatore di Intercopa Fabrizio Raso. Buonasera a tutti voi. Una volta era giornalista, lo è ancora, dico, però insomma ha messo un po' da parte questo suo impegno che per tanti anni ha caratterizzato Televideo Agrigento, per assumerne un altro altrettanto importante, prestigioso e sicuramente di grande impegno, segretario provinciale della CNA, Confederazione Nazionale Artigiani di Agrigento, Claudio Spoto. Grazie Peppe. E poi il nostro ospite musicale della famiglia Bruccoleri, insomma lì c'è un DNA che caratterizza la musica, lui è Cristiano Bruccoleri. E Claudio, proprio che c'è il microfono, insomma, l'avrai ripetuto più volte nelle varie interviste, nelle varie occasioni che ci sono state, questo importante impegno come segretario provinciale della CNA che tu conoscevi in quanto insomma eri il portavoce, l'ha detto stampa, no? Sì, grazie Peppe, grazie a voi per l'invito. Ovviamente non nascondo la mia emozione tornare qui nella sede di Televideo Agrigento, che per tanti anni mi ha ospitato, per tanti anni ho lavorato in questa redazione, quindi con grande affetto ritorno qui, ovviamente la sento casa mia. Adesso è cambiato un po' quello che è l'indirizzo del mio lavoro, mi occupo, come dicevi tu, della CNA di Agrigento, segretario provinciale, ringrazio quanti hanno posto la fiducia nei miei confronti. Ovviamente è un lavoro diverso, sì, mi occupavo di comunicazione, conoscevo, avevo una visione ovviamente importante dal punto di vista delle relazioni con la struttura provinciale, con la struttura regionale. Però e adesso sei lì a reggerla, insomma, ecco.
compito difficile, di grande responsabilità, ma che ho accettato con serenità, accettando la sfida. Ho già raccolto la grande condivisione da parte del sistema, da parte del personale, da parte di tutti i dipendenti, da parte di tutti i dirigenti, gli imprenditori, insomma mi hanno accolto davvero con grande affetto, con grande rispetto. E non c'erano dubbi, vista la tua capacità, insomma. Mi dà grande stimolo per andare avanti, per portare avanti questo mio progetto. Bene, parleremo poi in seguito di quello che insomma sono le cose che avete preparato, che state facendo, insomma le iniziative che caratterizzano la vostra associazione. Dicevo, più sorridente del solito Fabrizio Raso e Intercopa, perché insomma le ultime vicende giudiziarie e amministrative su Girgenti Acque insomma un po' danno ragione a quello che era il vostro essere, no? La lotta che voi portate avanti. Noi siamo nati appunto per il ritorno all'acqua pubblica e denunciare le disfunzioni del sistema di gestione privato. Eravamo sicuri del fatto nostro, naturalmente il tempo è galantuomo e poi alla fine ci ha dato ragione, ma già praticamente a partire dalla stagione estiva sapevamo che il contratto era risoluto perché la diffida mandata dall'ATI al gestore contemplava già la risoluzione. Ecco, questo diciamo è stato solo un atto formale. L'atto amministrativo dell'ATI, che è quello che si interfaccia con Girgenti Acque, era già avviato. Insomma. Sì, era già avviato, semplicemente è stata una formalità, questa praticamente di comunicare l'avvenuta risoluzione al gestore. Per sopraggiunti motivi? No, per i motivi che erano stati delle inadempienze. Non bisogna commettere l'errore di credere che praticamente il contratto è stato risoluto perché c'è stata l'interdittiva prefettizia. L'interdittiva prefettizia è intervenuta su caso praticamente di natura penale e la risoluzione era invece sulle inadempienze del gestore. Bene, approfondiremo anche con te questo argomento. L'avevo saltato a Cristiano, perché no? Cristiano, anche per te insomma il saluto e questo DNA che avete nella famiglia Bruncoleri, Cristiano. Siete tutti musicisti? È una tradizione del nonno, perché nonno Antonio, il papà di mio papà, aveva tante... sapeva la musica, sapeva molto bene, componeva, a Favara era conosciutissimo anche da Agrigento, però a Favara, noi siamo originari di Favara, lo dico senza assolutamente... No, con orgoglio. Con orgoglio, giusto, dato posso dire. Volevo dire... La coppola no, la tolgo perché, allora la tenevo non perché voglio fare, sai, uno che si sente, no, assolutamente. Giustamente perché sei senza capelli, sono senza capelli come tutti noi. Quindi diciamo che il nonno vi ha trasmesso questo amore per la musica. Scusate se ho interrotto, volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri a mio fratello Tony, che oggi compie 57 anni. Ci associamo anche noi. E io a lui, anche lui musicista. Sì, esatto. E io rigorosamente. appunto voglio dire questo, che do tanto merito a Tony, perché se non ci fosse stato Tony penso che non ci sarei stato neanche io musicalmente parlando, perché ho iniziato a guardare lui come muoveva quelle magiche dita. Perché lui... Tu sei un polistrumentista però, o no? Cristiano? Allora, diciamo la verità, in realtà io non mi sento neanche musicista, perché essendo quello che ho imparato l'ho imparato sempre da autodidatta, e quando vedo suonare musicisti che hanno veramente studiato, io non mi reputo un grande musicista, solo uno che mi piace suonare, che ha la passione e che cerca di fare quello che può fare nelle sue conoscenze. Vabbè, io dicevo polistrumentista nel senso che riesce a fare più cose, no? La chitarra, poi chitarra, devo dire grazie a tanti del panorama musicisti del nostro panorama del folklore, soprattutto io vorrei ringraziare Gioacchino Marrella, perché mi ha messo il fiscaletto, mi ha detto devi imparare. Io avevo paura perché secondo me era insuonabile, vedevo Lello Casesa che suonava il fiscaletto e dicevo io non lo imparerò mai. Quella cosa piccolina così, 5 buchi, esatto, non riuscivo, cioè vedevo, esatto, era difficilissimo, dico ma come, poi me lo so, Gioacchino mi fa te lo porti, io non me lo sono voluto portare, lui me l'ha fatto trovare dentro la custodia della chitarra. Piano piano, non oggi, no, domani. Ma avevo 22 anni, io neanche me l'aspettavo di poter riuscire a imparare questo strumento. Parleremo di queste tue esperienze, anche di molte cose che hai fatto nel corso della tua carriera musicale. Sì, io ho solo un aneddoto velocissimo. Mio padre disse una volta, io sono stato in Russia anche con Giovanni Gamai, da cui devo anche tanto perché siamo cresciuti assieme, attualmente faccio parte del suo gruppo.
volevo ringraziarlo per questo pure. Era successo che era con mio padre, mi sono andato in Russia. Mio padre ha saputo che avevo suonato allo stadio con un sacco di persone, perlomeno c'erano 80.000 persone, da non farla esagerata, e disse: ma quanti soldi ho speso, quanti soldi, quanti sacrifici, e poi si è fatto onore con una cosa tanta di canna. Questo ci tenevo a dirlo perché è una cosa graziosissima. Bene, Grazie. grazie a te, e poi avremo modo anche di sentire le tue performance. Passiamo da questa parte dello studio, dicevamo Pietro Sicurelli con questa importante associazione, insomma uno che è insignito al merito della Repubblica Italiana, vuol dire che nel corso del suo lavoro, della sua vita, ha fatto qualcosa di importante, no? Sì, lei dice bene, è una grande associazione intanto, un'associazione che nasce in un periodo in condizioni un pochino anomale, nel senso che si parla tanto dei social che rappresentano un rischio. Noi stessi abbiamo promosso delle iniziative con il contributo del professore Francesco Pira, il quale è un sociologo molto importante e molto preparato in materia, e sempre vengono fuori le denigrazioni dei social, nel senso che sono un elemento molto a rischio. Noi invece con il social siamo riusciti a costituire questa associazione, che è l'ANCRI, Associazione Nazionale Insignita dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che associa praticamente, cioè l'ordine coinvolge le persone che hanno avuto delle benemerenze. Loro non dicono quali esse siano state, però l'attestato viene rilasciato dal Presidente della Repubblica proprio a chi si è distinto nel campo sociale, nel campo scientifico, nel campo medico, lavorativo e tutto. No? Bene, avete fatto diverse iniziative, ne parleremo anche della recente di qualche giorno fa. Conosciamo anche la dottoressa Iva Marino, dicevo criminologa, una figura che in questo momento insomma è molto, scusi, alla moda, no? Nel senso che vediamo la criminologa in qualsiasi trasmissione televisiva, quindi vuol dire che avete un ruolo e un compito importante. Allora, sicuramente si tratta di una professione veramente piena e notevolmente ricca di tanti spunti e di tante soprattutto altre discipline. Mi scuso per questa voce, ma ho dei problemi. Amplificherà un po' di più il oggi, nostro regista, sì. non si preoccupi. Ecco, sicuramente abbiamo a che fare con la medicina legale, con la giurisprudenza, con la psicologia e naturalmente con tutta una serie di altre cose importanti, perché oggi viviamo purtroppo in una società narcinistica, quindi dove ci sono notevoli forme di narcisismo abbinate al cinismo, indifferenza, troviamo purtroppo i legami significativi quasi presi, raccolti da una sorta di frammentarietà, quindi in realtà con tanti elementi di disregolazione emotiva. Ma il e criminologo quindi cos'è? Una branca universitaria? Oppure allora, una specializzazione a cui si arriva dopo? Naturalmente è il primo elemento, almeno le dico io la strada, il percorso. Ecco, il percorso, in diciamo, primis la laurea in psicologia, chiaramente la triennale, la magistrale, tutto quello che è, poi il master in scienze forensi e criminologiche, e io per prima ho voluto continuare a proseguire i miei studi, sono stata a New York, mi sono specializzata nell'attachment e poi a Roma ho fatto un corso, formazione sulle scienze delle persecuzioni, fino anche approfondendo alcuni settori che sono quelli dello stalking, del bullismo e del mobbing. Quindi parleremo anche di questo suo intervento proprio in relazione con l'associazione ANCRI e l'ordine dei giornalisti, di questo incontro che avete fatto qualche giorno fa. Avvocato Cusumano, ha avuto a che fare con dei criminologi nel corso devo dire, no, sinceramente no, io mi occupo del diritto civile e tributario, quindi non qualche sciarra sì, però quello accade anche in quei settori. Anche accade in quei settori. No, io ho invitato l'avvocato Cusumano perché diciamo è un professionista serio e poi in questo momento si sta occupando in realtà da qualche tempo di quelle che sono chiamate un po' le cartelle pazze che assillano i contribuenti, che in realtà le cartelle proprio non sono pazze, ma forse sono pazzi chi le invia, avvocato. Beh, abbiamo sia personalmente che anche altri colleghi, non so, penso a Peppe Di Miceli, responsabile di Consumer se non erro, ecco, dei consumatori, sì, uno dei consumatori, avevamo già sollevato alcuni dubbi circa la legittimità degli avvisi di accertamento relativi alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti già nel 2010, cioè per l'anno contestato 2010.
Lo stesso abbiamo fatto per il 2011, a quanto pare anche il 2012 non è esente da critiche, diciamo, l'attività di accertamento proposta dal Comune. Voi avete, diciamo, riscontrato delle cose che non vanno in relazione a quella che è magari la rimostranza del vostro cliente, no? Cioè, Noi una abbiamo cosa del 2011 mi arriva nel 2018, ma io veramente l'avevo pagata, non corrisponde a vero, insomma, è prescritto. Noi abbiamo sollevato queste criticità, cioè la mancato rispetto dei termini di notifica degli avvisi di accertamento attraverso le istanze di annullamento in autotutela, che sono state respinte dal Comune. Poi però la Commissione tributaria di Agrigento in diverse occasioni ci ha dato ragione. Bene, approfondiremo ancora questo discorso, insomma, per vedere se in realtà ha ragione la cartella o avete ragione voi in occasione. Allora, volevo ritornare con Fabrizio. Diceva questo percorso che Intercopa ha già iniziato da diverso tempo, principalmente per far ritornare l'acqua pubblica. Abbiamo parlato diverse volte del referendum, abbiamo parlato insomma di tutto quello, ma soprattutto, anche se in gestione privata, della cattiva gestione che non soddisfa il fruitore finale, ovvero i cittadini. Ma all'epoca, quando fu appaltato al gestore privato il servizio, l'obiettivo dichiarato di chi appaltò il servizio, almeno formalmente, era quello di migliorare il servizio e di abbattere i costi. In questi anni non mi pare che il servizio sia migliorato granché. Circa 10 anni, credo, no? 10 anni, sì. 10 anni, sì, perché partì a fine 2007, esattamente loro entrarono in servizio a prendere possesso delle reti, credo che ai primi di marzo del 2008. In tutti questi anni praticamente c'è stato un rapporto conflittuale con tutta l'utenza. Il servizio non mi pare che abbia avuto grandi cambiamenti, fra l'altro praticamente la magistratura ha sequestrato 13 depuratori, insomma, qua più che fare una cronaca amministrativa si fa una cronaca giudiziaria. Io a suo tempo ho avuto modo anche di scrivere che almeno io personalmente, ma credo tantissime persone, paghiamo l'acqua 3 volte. La prima acqua è quella della bolletta che ci arriva e dobbiamo pagarla. La seconda acqua è quella del supermercato, perché non si può bere l'acqua considerato che va nelle cisterne, e quindi e la terza acqua è quella della bonza, perché molto spesso il turno si allunga e siamo costretti all'extra. Intanto una cosa che doveva essere oggi funzionante era il servizio H24, cioè praticamente avere sempre l'acqua corrente a casa, e invece è rimasta una chimera. Poi la bevibilità dell'acqua, che è un qualcosa di un po' diverso dalla potabilità, perché l'acqua può anche essere potabile però non avere un gusto gradevole, e di conseguenza molto spesso non è neanche potabile. Molte ordinanze di sindaci vietavano l'acqua perché magari le tubazioni praticamente avevano infiltrazione da quelle delle fogne, e questo ha comportato che la provincia di Agrigento credo che sia ai primi posti a livello italiano e a livello europeo per consumo di acqua minerale. Ma è tutta colpa di Girgenti Acque? Se io gestisco un servizio me ne assumo le responsabilità. Siccome all'inizio si parlava che non tutti i comuni avevano ceduto le reti, no, questo non si poteva procedere a quello che era il piano nazionale. Non c'entra nulla, non c'entra nulla. Per noi è sempre stata una scusante, perché se a me mi consegnano 26 comuni, io lavoro per fare funzionare quei 26. Se me ne consegnano 43, io lavoro per farne funzionare 43. Molte reti idriche che erano un po' colabrodo, erano rotte. Sì, ma le reti idriche perché non si sono fatte? Non si sono fatte perché il gestore non ha mai messo il 30% che doveva mettere di quota sua per avere il finanziamento delle reti idriche. Ma adesso siamo arrivati proprio alla fine? Ci sarà l'acqua pubblica o il percorso è ancora lungo? No,
ieri ero in commissione territorio e ambiente, con me c'era la Presidente dell'ATI e si parlava che praticamente questo percorso sarà accelerato il più possibile, si parlava circa 8 mesi, non di più, anche perché insomma ci sono importanti finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche che non si devono perdere. Fra l'altro per Agrigento ci sono stanziati 31 milioni. I comuni gestiranno direttamente oppure come si è fatto per esempio con i rifiuti? Ci sono queste allora, nuove la legge SRR, queste nuove... No, diciamo... la legge dice una cosa, che non ci possono essere subambiti, anche quelli che non hanno consegnati dovranno confluire nell'unico ambito gestionale e poi naturalmente si vedrà se sarà una società consortile, se sarà una SPA partecipata, però la gestione sarà unica per tutta la provincia di Agrigento. L'acqua arriverà allora? E con il tempo, con gli investimenti, non arriva dall'oggi al domani. Speriamo però costi anche meno. Abbiamo 10 anni di ritardo. Speriamo costi anche meno, dice l'avvocato Cosumano. Non solo, L'obiettivo è poi non solo, lungo ma termine per quanto riuscire. riguarda invece la depurazione, altro fatto Tema dolente, fondamentale. e siccome l'Italia è in procedura di infrazione soprattutto per i depuratori siciliani, perché l'80% della depurazione che è andata, diciamo, in procedura di infrazione riguarda proprio la Sicilia, è stato nominato un commissario straordinario che è il professore Roll e che già ha acquisito i progetti per la realizzazione di 8 impianti in provincia di Agrigento. Il primo bando, come dicevano ieri i tecnici del commissario, dovrebbe partire per gennaio e dovrebbe essere quello del depuratore consortile di Favara Agrigento. Quello insomma, che raggruppa tutte e due. Bene, staremo qui anche interloquendo con l'Intercopa per seguire questi sviluppi. Avvocato Cosumano, allora c'è qualcosa che non va, dicevamo, ma credo che la normativa dovrebbe essere chiara, no? Cioè tu mi devi notificare questo entro questa data, io devo pagare in questo modo e ci sono delle regole da seguire. La normativa è stata sempre chiara e le sentenze della Cassazione hanno sempre chiarito nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto i termini entro cui notificare. In particolare per quanto riguarda gli accertamenti Tari 2012, ho avuto modo di visionarne uno qualche giorno fa, risultano protocollati alla data del 31/12/2017, quindi creati e protocollati al Comune al 31/12/2017, ma la delibera di affidamento è soltanto del novembre 2018 e vengono recapitati nel novembre del 2018 appunto ai contribuenti. Ciò che sorprende ancora di più è che la notifica quest'anno è stata compiuta con un soggetto privato, non con Poste Italiane. Ma c'è la liberalizzazione del servizio? Non proprio così, perché la legge di bilancio dell'anno scorso aprì il mercato, cioè tolse la esclusività delle notifiche a Poste Italiane per quanto riguarda gli atti giudiziari e le contravvenzioni, ma si è rimesso ad un provvedimento successivo dell'Agicom la fissazione dei criteri a cui le società private devono attenersi per ottenere queste licenze speciali individuali ai fini della notifica. E al 31/12/2017 non risultano che fosse possibile affidare il servizio. Avvocato, stai dicendo che siano gli atti potenzialmente prodotti dal comune di Favara o da altri comuni in questi termini non sono validi? Se affidati al 31/12/2017 secondo me sono tutti potenzialmente nulli e se non affidati al 31/12 sono decaduti e prescritti. L'anno scorso mi ricordo che c'era anche un contenzioso sul fatto dei 5 anni o dei 6 anni, sul fatto che quello dei 6 anni non era perché tu non avevi pagato ma perché avevi omesso la denuncia. Anche lì c'è un po' da chiarire anche la scelta di questo criterio dell'omessa denuncia, diciamo, racchiude una difficoltà secondo me amministrativa, perché si è voluto all'interno di questo, diciamo, di questa motivazione dell'omessa denuncia raggruppare in realtà tante altre motivazioni, l'omesso versamento, il ritardato versamento. Si è ritenuto con l'omessa denuncia di coprire tutto quello che era l'ambito, però appunto il riferimento che facevi tu, l'anno scorso diversi sono stati gli errori che sono stati riscontrati nella trasmissione degli avvisi di accertamento. Ad esempio, gente che aveva acquistato la casa nel 2014 si è vista recapitare un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2011. Qualche errore ci può essere, diciamo. Ma se ne sono stati diversi, tanti.
Come quell'errore che mi diceva uno, se io ho messo la denuncia nel 2010 e tu me la contesti nel 2011, vuol dire che poi mi accerti, quindi nel 2012 non sono più messa denuncia perché già ti ho pagato il 2011. Allora, no? la denuncia è sempre onere del contribuente, cioè non può avvenire d'ufficio, però tornando al discorso che facevi tu riguardo ai 5 e ai 6 anni, questa è un'interpretazione tipica solo del Comune di Favara. La legge dice che i termini sono 5 anni, è il termine di decorrenza che è diverso a seconda dell'occupazione dell'immobile. Ma gli immobili di Favara, basta poi, è semplice, fare un certificato storico di residenza per accorgersi che sono occupati ben prima dell'anno 2010. E come dicevo prima, ha ragione il Comune di Favara o hai ragione tu? Cioè le commissioni tributarie o i tribunali? Il diritto non è una scienza esatta, però le sentenze delle commissioni tributarie ad oggi ci danno ragione. Hanno ragione. E quindi c'è una doppia perdita per il Comune di Favara. Sia in termini di mancate entrate e di spesa per inviare gli avvisi di accertamento. L'anno scorso credo siano stati spesi circa 35.000 euro sì, per la sola trasmissione degli avvisi. Quest'anno l'impegno è di 65.000 euro e l'anno scorso però c'è anche il fatto che i cittadini purtroppo non pagano. Su un incasso presunto di 1.600.000 euro soltanto 200.000 euro sono stati incassati. Io credo che Quindi sia comunque non credo che erano tutti errati, forse i cittadini insomma che in realtà... No, infatti dico, è doveroso dire e invitare i cittadini a denunciare. Io stesso con i miei clienti che hanno rappresentato il fatto di non essersi mai denunciati, li ho invitati a farlo anche perché non è conveniente. Cioè, oggi ricevere un avviso di accertamento con maggiorato della sanzione al 100% rispetto all'IMU non conviene. Certo, anche perché le spese aumentano ed è giusto sempre, che i tributi vengano pagati da tutti, su questo siamo d'accordo. Bene, ritorniamo allora ai nostri due ospiti, al Presidente Angri e alla nostra criminologa, la dottoressa Marino, perché vi ha visto un po' insieme, no? In questo importante appuntamento, questo incontro anche con l'Ordine dei giornalisti, programmato per che cosa, Presidente? Allora, intanto con l'Ordine dei giornalisti è il secondo incontro che facciamo perché già in marzo ne avevamo fatto uno sulla violenza, contro la violenza sui bambini. Si è creato questo rapporto di collaborazione perché probabilmente, anzi quasi certamente l'Ordine dei giornalisti ha riscontrato nella nostra attività quegli elementi tali da poter avere fiducia a noi per la qualità del prodotto che, se così lo possiamo definire, offriamo. Siamo mossi noi da uno scopo sociale, cioè non ci piace agli insegnanti iscritti all'Angri di Agrigento avere la spilletta al bavero oppure l'attestato appeso alla parete. No, noi vogliamo, il nostro motto è parate sul... Non il titolo di sé per sé, esatto, non serve a niente. Bravo, parate sul Mitterrand è il nostro motto, cioè siamo pronti a ripetere e siamo pronti a ripetere quelle attività, quei nostri atteggiamenti, quei nostri comportamenti che ci hanno consentito di ottenere questo riconoscimento che è il più alto della Repubblica Italiana. Allora, in questo contesto, come dicevo prima, ecco, anziché stare immobile, oppure anziché andare a proporre delle iniziative che magari spesso si circoscrivono nella semplice presentazione di un libro, abbiamo voluto impegnarci nel sociale, quindi attenzionare quelle attività, quelle fragilità che ci sono per poter mandare dei messaggi, perché in fondo poi noi soltanto a questo ci possiamo limitare, bisogna parlarne. Certo, ne hanno parlato illustri relatori, tra i quali la dottoressa Marino, e il tema era anche importante: stalking, condotta persecutoria, aspetti psicologici, insomma... Sì, il tema è significativo, è proprio nella giornata internazionale, il 25 novembre, certo, della violenza maschile sulle donne, che poi noi esperti del settore ce ne occupiamo chiaramente sempre, ogni giorno, perché sono delle cose di grande delicatezza. Proprio su proposta dell'Ancri, dell'associazione, e poi chiaramente con l'apporto sinergico importante dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia, abbiamo creato appunto una serie sinergicamente di interventi che hanno proprio mostrato come l'argomento potesse essere svolto soprattutto dal punto di vista psicologico, giuridico e anche sociologico. Infatti poi i lavori sono stati coordinati anche dalla dottoressa Spalanca, giornalista, e poi sono stati
stati presenti come altri miei compagni i relatori, chiaramente c'è stato il dottore Cardinale che è il presidente della Corte d'Appello è stato di Caltanissetta e il professore Francesco Pira, sociologo. Quindi dal punto di vista sia giuridico che giornalistico. Sì, io da anni lavoro con l'Ordine dei giornalisti e quindi sono docente per i corsi di formazione presso l'Ordine dei giornalisti. Devo dire che ho fatto tantissimi corsi di formazione e per me con grande soddisfazione, proprio perché il ruolo dei media nel poter divulgare alcuni fenomeni è fondamentale. Pensiamo al principio della cosiddetta, per esempio, vittimizzazione secondaria, cioè una vittima nel momento in cui viene stalkerizzata o comunque c'è un abuso eccetera, subisce in primis disturbo post-traumatico da stress, nel caso dello stalking rabbia, vergogna, depressione eccetera. È una vittimizzazione secondaria perché i mass media possono amplificare la vicenda, la vittima deve essere interrogata dalle forze dell'ordine, quindi dobbiamo avere tutti un modo purtroppo di scrivere in primis col proprio ruolo ed essere anche un po' cauti, ecco. Assolutamente, in primis infatti ho fatto riferimento anche per esempio chiaramente a quello che è il manifesto di Venezia, che è stato siglato proprio il 25 novembre del 2017, cioè l'anno scorso, proprio da un gruppo di giornaliste e giornalisti per poter indicare quali deve essere il linguaggio, i termini appropriati, perché oggi purtroppo vige ancora il principio della cosiddetta significazione dell'universale. Molti termini sono scritti anche solo al maschile, infatti io dico è stata piacevolmente presente anche la sindaca al nostro convegno Ida Carmine e l'assessora naturalmente Carmina e l'assessore anche Stefania Laporta. Ecco. L'usare il femminile cosa? Per rimarcare una diversità, no? No, il principio della significazione dell'universale è che molti nomi, allora il problema della violenza sulle donne è un problema di ordine culturale. Sin dall'inizio il cristianesimo ha una sorta di maschilismo, purtroppo, ma oggi esistono forme esagerate di sessismo e di machismo e quindi in realtà noi chiaramente dobbiamo valorizzare quelli che sono i diritti e le uguaglianze. Bene, poi dopo vorrei che approfondisse un po', perché io ho sbirciato un po' nei suoi appunti, insomma, in quello che è, e ho visto scritto psicologicamente. Ne parliamo dopo. Va bene. Mi ha incuriosito questo termine e poi volevo che lo approfondisse. Claudio, qual è stato il tuo primo pensiero da segretario provinciale, la tua prima azione? Cioè, io devo fare questo. Beh, intanto quello di conoscere il contesto delle risorse umane e professionali, quello ovviamente è il primo step. Poi ovviamente sto cercando di pianificare le attività per rilanciare l'associazione, la CNA, che si occupa degli artigiani ma si occupa anche dei piccoli e medi imprenditori, degli operatori turistici, dei pensionati. Abbiamo un CAF, centro di assistenza fiscale, un patronato, Unifidi, perché abbiamo anche questo strumento. Io faccio complimenti a te e che poi magari tu li estendi a chi è stato l'ideatore della pubblicità che ogni mattina sento alla radio della CNA. È veramente bella. Beh, la CNA punta molto sulla comunicazione, sia quella nazionale che quella regionale. Anche io ora spero di poter dare anche il mio contributo, essendo quello il terreno ovviamente di mia stretta competenza, di ovviamente un bagaglio che mi porto dietro, di poter dare slancio dal punto di vista della comunicazione, perché quella è importante per poter fare breccia, per poter diffondere quello che è la mission della CNA. E poi la CNA, insomma, è forse uno degli elementi più importanti e trainanti dell'economia italiana, no? Sì, piccole imprese le piccole e medie imprese sono il cuore, sono l'ossatura di quella che è l'economia italiana, di quella che è l'economia siciliana, perché ovviamente sono il motore portante, il trainante dell'economia, seppur ovviamente la difficoltà del momento, la crisi che ancora purtroppo è dietro, non ce la siamo messa alle spalle, però bisogna lavorare perché appunto questo momento di difficoltà possa
possa essere definitivamente messo in archivio, con l'aiuto però anche degli strumenti, delle misure che possano essere messe a sostegno del lavoro produttivo, quello che chiediamo di più, perché il lavoro si deve creare, ma si deve creare e finalizzare perché possa creare occupazione, possa creare altro lavoro e non essere finalizzato a se stesso, quel lavoro che poi non produce nulla, quindi quello è dannoso. Bisogna lavorare, creare gli strumenti perché si possa creare lavoro vero, lavoro autentico, lavoro che possa produrre occupazione. Beh, ad Agrigento anche qui la situazione non è certamente brillante, non è certamente comunque so che ci sono delle punte di però eccellenza, ci sono dei ecco, segnali positivi di ripresa, ci sono anche delle eccellenze, ci sono delle realtà che molto laboriose, molto vogliose di andare avanti, di mettersi in luce, di creare occupazione, perché quella è la chiave di leva, la chiave importante. Come CNA io in questo momento sto pensando anche a diversi strumenti per poter diciamo, dare questo input nuovo, ad esempio attraverso la CNA regionale, la CNA nazionale è stato avviato questo percorso. Ho visto qualche foto di qualificazione su Facebook di un convegno nazionale, credo che sì, qualche giorno fa a Milano c'è stata l'Assemblea nazionale a Milano. È intervenuto Matteo Salvini, lì è stata una platea molto, molto importante con tutte le imprese, con tutti gli artigiani, con tutti i dirigenti che si sono riuniti, ci siamo riuniti a Milano per questo momento di incontro e di confronto e lì in quella sede è stata sviscerata quella che è l'attività svolta dalla CNA, soprattutto sono stati focalizzati punti critici, punti su cui bisogna puntare l'attenzione e la strada da seguire le istituzioni perché ci sono punti che a cui bisogna dare una soluzione per poter fare ripartire l'economia. Ad esempio un punto, questo ci tengo a sottolinearlo, sul quale la CNA ha puntato e lì ha avuto una risposta, poi vedremo infatti nella legge di bilancio se troverà riscontro, quella della deduzione, della deducibilità delle aliquote per quanto riguarda i capannoni, che i capannoni hanno una deducibilità adesso del 20%, però ecco, si chiede che lì si possa aumentare questa forbice perché i capannoni non sono vengono considerati come una seconda casa, invece è un luogo di lavoro dove si produce. Lì Salvini ha assunto questo impegno, vedremo cosa succederà. Sì, si realizzerà. Bene, ritorniamo con Cristiano, dicevamo questa sua passione per la musica, tramandata dal nonno, aiutato dal fratello, e credo che tra i tanti strumenti quello che prediligi di più forse è o Friscaletto? Dicevo che effettivamente, anche se sono nato come diciamo organista di chiesa all'inizio, diciamo, volgarmente detto, anche se volgarmente non per essere no, perché, insomma, giusto, per discriminare, anzi, altrimenti cristiano non sarei. E qua è il nome più adatto, infatti, però è che Friscaletto ha dato maggiori soddisfazioni perché mi ha dato la possibilità di viaggiare e di portare in alto il nome della nostra Agrigento, la Sicilia in generale, perché so che non soltanto in giro per il mondo con il Friscaletto per il gruppo folcloristico, ma questo Friscaletto ha anche affascinato qualche anno fa il conduttore di Sarabanda. Mi sei beccato in pieno. Sì, perché noi siamo andati a cercare negli archivi. Tu hai partecipato a Sarabanda, la trasmissione quella si dovevano indovinare le canzoni, no? Con una, con due, con tre, esattamente, se non vado errato, vero? Sì, un po' di anni fa, 15 anni fa per la precisione. No, devo dire... Chi era il conduttore? Enrico Papi. Ah, Enrico Papi, sì, ma la cosa simpatica è stata questa, che c'erano tanti amici miei che mi dicevano ma perché non la metti su Facebook questo video? Perché io non ne volevo sapere, perché l'ho fatto così, per una cosa di divertimento. Noi te l'abbiamo rubato e adesso voi mi avete fregato una piccola parte della presenza di Cristiano Bruccoleri a Sarabanda, che oltre a dimostrare la sua bravura con il riconoscere le canzoni ha dato un po', insomma, fatto un po' di pubblicità al nostro Friscaletto. Prego Piero. Brava la nostra Valentina. Vieni Francesca con la busta, andiamo ai 60 secondi. Allora Cristiano, cuffie. Grazie. Allora,
gioco molto delicato, perché adesso, come vedete, ci sono Cristiano, Elisa e il nostro tiramisù, e uno di loro sta per essere eliminato. Cristiano, tu suoni lo zufolino, eh? E poi mi dicono anche che qualche altro strumento, pianoforte, pure pianoforte. Magari accendiamo l'audio, no? Così, diceva? Sono pure pianoforte. Anche il pianoforte, Sì, ma con lo zufolo? Con lo zufolo sono un gruppo folcloristico e giriamo il mondo pure. Ma mi fa sentire una cosettina? Possiamo fare Vittina Crozza che... Come fa? Do maggiore? Bravo, 60 secondi, vai con la grafica. Bravo, lo zufolo. 60 secondi, vai. Il ballo del qua qua. Come farebbe con lo zufolo il ballo del qua? Proviamo? Provo poco. È il faccio tono però. Bene, è venuto. Andiamo avanti, vai, seconda. Come mai? Vai. Lovis in the air. Bene, Elvis in the air, vai. Aggiungi un bosso a tavola. Bene, molto bravo lui, attenzione, tirami su, vai. Quando dico che ti amo. Bene, vai. L'amico è. No, che hai detto? L'amico è. Senza la L. Ah. Vai. Scusa. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Tu cosa fai stasera? Bene, vai. Maria. Bravo. Passo. Come porti i capelli per la bionda? Vai. Rispetto. Vai. Stai telefonando. Vai. Felicità. Vai. Vamos alla playa. Vai. A modo mio. Vai. Sara. Bello, come fa questo col zufolo, Sara? Aspetta. Ma senti un po'. Bello, andiamo avanti. Vai. La famosa zufolata. Vecchio scarpone. Bene, vai. Passo. Parlami d'amore Mariù, vai. Dove sta Zazà? Vai. Scende la pioggia. Vai. Il materasso. Vai. Disco inverno. Questo come fa con lo zufolo? No, aspetta. Fa pippi. Dove sei questo? Non me la ricordo tutta. Bravo Cristiano, una bella esperienza. Grazie, Cristiano, sì. No, grazie, voglio ringraziare tutta la... una bella cosa questa. Abbiamo rubato. Una cosa straordinaria, incredibile, veramente. Ma io vorrei sapere com'è finita, poi ha vinto là oppure no? Allora, io dico la verità, è molto difficile. Noi vediamo, cioè, soltanto oltre le telecamere, no? Ma dietro quello che è una cosa impressionante, perché ci sono i coreografi che fanno le mosse, gli altri che c'è molta distrazione. Molta distrazione, poi i redattori, i registi sono gli autori. tre autori che ti suggeriscono poi per esempio io non sapevo che dovevo
che dovessi suonare, io ho detto Cristina Crozza, pensavo facevo parapapara, E invece quelle hanno continuato. cioè non sapevo, tutto improvvisato. Sì, non ma, c'era- ma diceva il Cavaliere, Sì, prego. hai vinto, che hai fatto? No, allora, lui era molto bravo, questo Chi? ragazzo Diego, Tiramisù, che era? Sì, sì. Per cui Ma lei che sono- c'era pure l'uomo gatto una volta, vero? Mi ricordo. Sì, lui l'ho conosciuto perché è venuto a ritirare una cintura. E quella devo dire una cosa, molti dicevano antipatico. Invece ho trovato una persona molto disponibile. Chi? L'uomo gatto? Sì, una persona modestissima. Sono personaggi che creano, Sì, certo. la televisione crea È per il fare format audience. che- Alla fine è format, esatto. E allora tu che hai fatto? Allora io alla fine sono arrivato al 7x30, che erano 7 motivi per 30 secondi. E sono per sesto motivo. Non l'ho capito perché era un pezzo di Queen difficile, non era Radio Gaga quelli facile, era Hammer to Fall che era non si capiva neanche bene, sembrava di più Chi fermerà la musica. E poi a proposito dei Pooh c'era un pezzo che si intitolava Un minuto dall'amore, che era il lato B di Tanta voglia di lei, non è che è facile andare a scoprire. Certo, una cosa molto difficile. Quindi sono arrivato, lui ha indovinato 6 motivi, io ne ho indovinati invece 5 e poi è passato lui come campione. Però è stata una bella esperienza, soprattutto perché ha lasciato un'impronta. Sì, ma tutte queste canzoni come te le ricordi? Infatti. Allora io posso dire una cosa. Allora, l'orecchio è importantissimo. Certo. L'orecchio è importantissimo, lo dico. Voglio dare un suggerimento ai musicisti, anche se voglio dire da modesto musicista, assolutamente da umile musicista argentino. Ascoltate tanta musica perché è importantissimo per la formazione musicale, aiuta molto, aiuta moltissimo. La cosa che voglio dire è che ricordo queste cose, allora le canzoni le ricordo anche perché devo ringraziare, parlavamo di famiglia, no? Devo ringraziare Tony, devo ringraziare mio padre, che io da piccolo acquisivo Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim, ragazzi da forme, sì, tutta questa musica. Mentre gli altri giocavano per strada, tu Esatto, non solo, ma musica. mi piace ricordare una cosa, che mi portavano alla radio di Genio Centrale, allora quando c'erano le radio libere, mio padre faceva una trasmissione sulle tradizioni popolari, si intitolava Cose di casa nostra, e metteva tutta la musica siciliana, quindi tutta questa musica di Privitera, Tarantelle Catanesi, che poi sono state giustamente Gian Campione, che voglio ricordare perché ho avuto la fortuna di far parte per 6 anni del suo gruppo e girare anche con lui il mondo. Praticamente hai dei file dentro che No, mi piace, esatto, è questo. Allora questo forma molto. Poi e ci vuole anche memoria. sì, pure, e i miei fratelli che da memoria piccolo, mi ricordo, eravamo piccoli, io avevo 7 anni, mi portarono a fare il primo mixaggio, che io da piccolo dicevo messaggio, che cos'è questo messaggio? E invece era mixaggio, che tu abbassavi un cursore e passavi da una canzone ad un'altra con 2 piatti dove mettevi 45 giri. Certo. Ed era bello perché io mi ricordo ancora che cambiai la prima volta che sentii YMCA, oggi si scherza con YMCA che si fanno tutti questi balli, ma era un hit degli anni 70 dei Village People, che voglio dire portarono, io mi ricordo che ero piccolo, leggevo Y, M, C e A, e da piccolo che non conoscevo l'inglese dicevo ma che specchi IMK stava a dire YMCA, cioè io non la capivo da piccolo. Bravo, ti merito un applauso, bravo Cristiano, bravo. Allora, avvocato Leonardo Cusumano, naturalmente non solo le bollette della Tari, insomma un po' tutti i contribuenti sono sempre in apprensione appena arriva una cartella, appena arriva qualcosa dell'esattoria, appena insomma c'è qualcosa da pagare. È tutto strano o un po' gli strani siamo anche noi contribuenti? Beh, certo che se si è evasi o si è dimenticati a pagare un'imposta o un verbale, è chiaro che non sono più le pubbliche amministrazioni di 30 anni fa, cioè oggi è difficile che si scappi diciamo, all'Agenzia delle Entrate o alla Riscossione Sicilia, diciamo per quello che riguarda la nostra regione, però è importante che le amministrazioni o gli agenti della riscossione si attengano a quelli che sono i dettami della legge. Ma io non capisco, se la tassa è del 2011, perché arrivare al 2018? Per quale motivo? Non si è avuto tempo nel tassare? Non lo so. Avete avuto dei confronti con le pubbliche amministrazioni? Abbiamo sempre, come dire, cercato di io so che anche trattenere. Io avevo Consumer aveva chiesto un tavolo, un incontro per prima di mandare queste cose parliamo con gli attori del territorio, quelli che poi devono operare direttamente, i commercialisti, gli avvocati, un po' tutti gli altri. Io scrissi no? anche al sindaco del comune di Favara subito dopo la delibera di affidamento alla SRR Reato per la Tari 2012, per la discussione 2012,
non ho ricevuto ancora risposta sinceramente. Io Forse ritengo c'è che questa fame di sarebbe soldi, stato insomma. probabilmente, sì, ma sarebbe Magari stato perché forse le più opportuno. amministrazioni praticamente sono in crisi economica e cercano di reperire fondi. L'importante Però è dovrebbe scrivere, essere scrivere in bilancio. Però poi dovrebbe essere il motivo essere- contrario, cioè sì. proprio perché siamo in deficit facciamo un'operazione che comunque ci porti a delle entrate un certe. problema di tutti i comuni Prego. sostanzialmente, da quando c'è il federalismo fiscale e gli enti locali si devono sostenere con le proprie entrate, avendo praticamente i fondi dello Stato sempre più tagliati. sono stati ridotti proprio. Sono ridotti praticamente dimezzati. all'inverosimile per mantenere la macchina amministrativa e anche un minimo di investimenti per i servizi, cercano di reperirla con le tasse locali, che in questi anni sono aumentati in maniera vertiginosa. Tutte Se le noi aliquote guardiamo al Il Comune di Favara, tra l'altro, in deficit e ha le imposte Tutte al massimo. tutte al massimo, però c'è un discorso: i cittadini non sono delle mucche da spremere, perché poi spremi, si arriva che il limone rimane senza succo. Perciò questa tassazione così eccessiva non può portare che sostanzialmente a un'evasione collettiva. Se non si capisce questo è inutile che aumentiamo, ma se poi le entrate diminuiscono perché il cittadino si trova in difficoltà a pagare o addirittura nell'impossibilità. No, poi c'è anche il cumulo, no? Perché ti arriva quella che non era stata conteggiata, quella che tocca per l'anno in corso, magari poi oltre a questo c'è l'acqua, ci sono altre cose. Ci sono molte persone che ormai adottano una logica. Io preferisco mangiare E poi si che vede. pagare le E tasse. poi si vede. La Costituzione dice che ognuno di noi deve pagare le tasse in proporzione alla propria possibilità. Questo mi pare che invece è Sì, stato penso prevaricato. questo principio. Leonardo, sei favorevole all'intenzione del governo di questa pace fiscale o comunque di cercare un po' di ridurre, di non far pagare? Sicuramente l'intento è, come dire, pregevole, cioè di porre fine anche a anni in cui la gente ha dovuto sostenere spese legali o processuali per potersi togliere dalle spalle il peso di imposte ormai troppo vecchie, questo sì. Però penso che parallelamente sia necessario fare un discorso di correttezza, cioè dire alla gente è giusto pagare le tasse, è il dovere di tutti pagare le tasse perché ne usufruiamo tutti con la qualità dei servizi e evitare di tartassare i cittadini con, come dicevamo prima, con cartelle che sono quantomeno discutibili. Ad esempio, per quanto riguarda la Tari, sarebbe potuto decidere di partire dal 2013. Magari saltare un anno, però Saltare fare un anno, le ma cose e poi mettersi- farle esatto. bene. Vedevo Claudio che diceva che i servizi forse non sempre corrispondono a quanto Oggi, paghiamo. oggi sì, no? sicuramente. Ovviamente c'è una pressione fiscale molto pesante. In Italia siete Per quanto riguarda le 47%. imprese, ad esempio, CNA ha effettuato un'analisi, un'indagine. CNA di Mestre poi che è una cosa... CNA, quella è CGA. Ah, CGA, scusa. Quella è CGA. CNA ha effettuato un sondaggio, un'indagine ed è emerso che quasi tutte le imprese, noi in Sicilia in particolare, da gennaio ad agosto si lavora per pagare le tasse. Solo da settembre a dicembre, quindi solo settembre, ottobre, 4 mesi servono poi i soldi per poter governare, Ci vuole una governare la famiglia, rivisitazione, ci vuole governare una la vita rivisitazione. di tutti i giorni. Quindi fino ad agosto, per 8 mesi, si lavora per pagare le tasse. Questo ovviamente è insostenibile, Non può è continuare insopportabile, altrimenti la sentenza è chiara, è inappellabile, quella di fare morire le imprese e quindi dare un colpo letale all'economia. Questo è il messaggio Certo, che deve bisogna passare, che bisogna intervenire in capire, che questo. soprattutto capiscano che ha responsabilità di governo. Bene, allora dottoressa Marino, io leggevo, come ho detto prima, sbirciando questo psicologicamente. Sì, ecco, è lo Certo, riesco a capire, insomma, c'è un psicologia, c'è il certo, parlare con ma la lì mente, c'è il no? Però, cuore, insomma, la testa, ecco, c'è un po' di tutto. c'è un team
che naturalmente Cos'è questo suo coordino. studio, diciamo, il suo... Sì, è il nome del mio studio. ecco. Presso lo studio infatti un team di esperti sono a disposizione per occuparsi di benessere psicologico, chiaramente di disagio sociale. Affrontiamo analisi dei casi in sinergia anche quale centro studio con l'Università di Palermo. Abbiamo già fatto infatti diversi lavori, diverse ricerche tipo sul bullismo, poi ovviamente mi occupo con il team perché siamo appunto un criminologo, una psicoterapeuta, poi abbiamo anche una psicanalista, facciamo anche attività di convegni, perché studio di consulenza e formazione. Che ci mettiamo sul lettino e ci psicanalizza, o quello è soltanto riservato al cinema? Guardi, ci sono varie strade naturalmente quando si tratta di benessere della persona, certo, naturalmente, però in realtà ci occupiamo di vittimologia a 360 gradi ed è un altro filone poi è la psicologia e l'arte, ovviamente, con tutti gli aspetti particolari. E a proposito della vittimologia ci occupiamo... Rivolta a chi questo percorso, insomma, Facciamo studio di consulenza e formazione, quindi consulenza e anche formazione. Quindi anche organizziamo workshop, certo, organizziamo workshop e anche analisi di casi, quindi tutto uno studio approfondito sotto 2 punti di vista particolarmente. Certo, trattare con le persone, parlare con la mente ha bisogno anche di una predisposizione un po' particolare, no? Certo. Allora, nella vita intanto per tutto il primo elemento essenziale è l'umanità, bisogna essere veramente... persone, a prescindere dalla professione, in tutti i campi, in tutte le situazioni, intanto l'umanità. Poi oggi purtroppo viviamo una società molto fluida, ma soprattutto una società dove viene meno la capacità estetica di sentirsi, viene meno l'esperienza di contatto, ma iniziamo già sin da piccoli momenti, anche gli adolescenti, perché loro corrono spesso verso il web con fenomeni appunto di apatia, con fenomeni di disregolazione, perché in realtà ci sono minacce nascoste lì dallo cyberstalking, dallo cyberbullismo. Quindi la nostra società è cambiato tutto, certo. Dagli anni 70 c'è stata un'involuzione della nostra società e quindi ripeto c'è tutto ormai in maniera frammentaria, precario, fluido e noi esperti del settore in sinergia dobbiamo affrontare tutte quelle che sono le varie tematiche, quindi ci occupiamo naturalmente, dicevo, di benessere psicologico ma soprattutto di disagio sociale, anche quindi di ragazzi, adolescenti e poi anche naturalmente di casi di separazione della coppia eccetera. Ripeto, un team di esperti e di professionisti, io come criminologa, poi c'è una psicoterapeuta, poi naturalmente in sinergia anche con la giurisprudenza e col diritto 2 avvocati. Io credo che questo lavoro sia importante anche perché fondamentale e lo vediamo anche nella quotidianità. Molto spesso è la famiglia che dovrebbe essere il cuore, cioè quella che deve salvaguardare. Tocchiamo una nota dolente perché oggi quello che contraddistingue tutto è la fragilità, l'assenza educativa all'interno della famiglia, ma anche non solo, la fragilità della coppia oggi che ormai vive un po' i tempi di un cambiamento rivoluzionario da quello che è stato in precedenza, da tutto quello che è venuto agli anni 70, il divorzio, la legge sull'aborto eccetera, ma quello che influisce soprattutto che molte relazioni significative sono improntate purtroppo sulla frammentarietà e quindi se parliamo di relazioni sane distinguiamo, infatti un particolare essenziale che è emerso proprio in seno al convegno di domenica e quindi è stato messo in evidenza anche dal punto di vista psicologico quale sia la differenza tra la relazione sana e quella che si muove invece nella perversione e peggio ancora nelle dinamiche di maltrattamento. La prima, la relazione sana, è quella che si avvale della vicinanza, dell'affettività, della reciprocità. L'altro è anche un luogo dove io posso contenere qualche bisogno. Attenzione, l'altro però non deve essere un proseguimento del mio sé. Dal punto di vista della perversione invece c'è una sorta di consegna di parti del proprio sé scisse, di esperienze disturbanti all'altro, dove l'altro viene considerato quasi un oggetto, nel caso dello stalking, che è una originaria, è una patologia, anche secondo la letteratura, è una patologia dell'originaria ferita narcisistica, dove lo stalker consegna tutte le esperienze disturbanti all'altro, che spesso arriva addirittura a considerarlo come oggetto, quindi dove evacuare queste parti scisse, esperienze disturbanti dell'altro, senza alcuna comprensione. Un po' è, diciamo, il mancato equilibrio tra la vergogna e il narcisismo che appunto viene toccato. Quindi, io credo che insomma se anche ma potremmo famiglia, dire tantissime altre cose perché l'argomento è fondamentale. Però io credo, come dicevamo all'inizio, che la famiglia forse dovrebbe riacquistare assolutamente. Quel ruolo principale. Guardi,
ha genitori e figli in un sì. rapporto molto più personale. Magari Assolutamente, quando mangiamo cioè lasciamo bisognerebbe da parte valutare il cellulare, molto, ma non solo, siamo il noi, ruolo ecco. importante dell'educazione, l'educazione socioaffettiva, l'educazione sentimentale, questo è il primo aspetto che dovrebbe essere appunto considerato, perché Fabrizio, volevi dire oggi qualcosa? veramente... Sì, io volevo dire una cosa, da cultore praticamente del cinema e anche della mia memoria infantile, la società italiana non è mai stata una società sana in realtà. E vi porto alcuni esempi. Negli anni 60, per esempio, Pietro Germi fece alcuni film di costume, ma fecero anche altri registi della commedia all'italiana, che poi venivano quasi tutti dal neorealismo, dove per esempio Divorzi all'italiana, Sedotta abbandonata, Signore e signori, Alfredo, queste cose c'erano. Quello che è venuto meno a partire dai primi anni '80, naturalmente questa trasformazione già comincia del cambio di moralità, del cambio della socialità con gli anni 60 con il boom e con gli anni 70 con la contestazione. È venuta a mancare una tensione morale, però le devianze, le famiglie che praticamente ci sono sempre state. Magari accentuate con quello che è l'evoluzione. In Divorzi ecco. all'italiana il barone Fefè, per liberarsi della moglie, praticamente di fatto la costringe a mettersi con un altro per poi consumare il delitto d'onore. In Sedotta e abbandonata praticamente una relazione, diciamo così, finisce con un matrimonio forzato. In Signore e signori si vedeva praticamente la borghesia veneta, come si dava i piaceri della carne e del tradimento. In Alfredo si tocca praticamente il problema del divorzio. Non ti conoscevo sotto questo aspetto, bravo, un complimento. Bravo. No, ma il cinema si presta... No, conoscevo lui, diciamo, sotto questo aspetto così sì. appassionato. Il cinema si presta moltissimo a questa interpretazione, è uno stimolo forte per parlare, discutere di molte cose. Io vorrei ancora dare la parola al Presidente Sicurelli per vedere un po' quali sono le iniziative che la vostra associazione, abbiamo parlato insomma di questo rapporto con l'Ordine dei giornalisti, ma so che durante l'anno insomma sono tante le iniziative che voi intraprendete. Sì, senz'altro. Io intanto prendo spunto da quello che diceva la dottoressa e l'intervento che ha fatto anche il dottore Fabrizio Raso, sì, che confermano un pochino la valenza delle iniziative che noi portiamo avanti, perché il fatto che si discuta di determinate problematiche, il fatto che si affrontino problemi sociali che hanno necessità di essere corretti, ecco, questo mi conferma che stiamo sulla buona strada. Noi, dicevo prima, non abbiamo sicuramente la velleità di risolvere tutti i problemi, ma sicuramente di dare dei segnali e fare riflettere su queste cose, e lo abbiamo fatto in parecchie circostanze. Noi la vita della nostra sezione territoriale di Agrigento è breve, ci siamo costituiti lo scorso anno il 5 di settembre e già da allora abbiamo portato avanti parecchie iniziative che hanno tutta la stessa valenza così sociale. Ci siamo occupati del cyberbullismo, ci siamo occupati della violenza di genere, ci siamo occupati del cattivo utilizzo che si fa dei social. Adesso con l'Ordine dei giornalisti, come dicevo prima, abbiamo fatto la violenza sui minori e quest'altra operazione che ha avuto così un buon riscontro. E quello che è importante è che in tutte le nostre iniziative noi ci avvaliamo delle eccellenze che sono specializzate nel settore. Per far sì, ecco, il nostro compagno di viaggio sono stati anche il dottore Cardinale, lo accennava prima la dottoressa, sulla cui preparazione ed etica professionale non nulla da poter eccepire da nessuna angolazione, anche il dottore Francesco Pira, che è un sociologo e insegnante all'Università di Messina, hanno affrontato questo argomento, ma hanno affrontato, per quelle che hanno partecipato anche nelle altre nostre iniziative, hanno affrontato sempre gli argomenti che abbiamo proposto da un punto di vista critico e di sollecitazione alla riflessione. Diceva, mi viene in mente una frase di Giovanni Falcone, che è importante che ognuno faccia la propria parte, piccolo grande che sia, è importante fare la propria parte. Noi
Stiamo cercando nel nostro piccolo di fare questo tipo. La ringrazio. Claudio, dicevamo delle imprese artigiane, ma che sono anche vicini ai cittadini, diverse iniziative che ovviamente che si stai intreccia portando. ecco, questo rapporto imprese-cittadini, perché ovviamente il nucleo è importante, sono le relazioni, quindi anche questo modo di connettere questi due contesti molto importanti. Ecco, io ho portato questo prontuario che a breve sarà distribuito, lo metteremo a disposizione dei cittadini, è una card cittadini CNA, la metteremo a disposizione dei cittadini per una serie di servizi che offriremo a chi richiederà la card, e poi questo prontuario in cui ci sarà tutta l'attività svolta dalla CNA, sia per quanto riguarda la formazione che per quanto riguarda il CAF, riguarda il patronato, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le imprese. Ecco, questo intreccio, Peppe, servirà anche a mettere in connessione le famiglie con le imprese. I cittadini avranno ovviamente questi i servizi gratuiti per chi sarà in possesso della card, ma soprattutto avrà la possibilità di ottenere delle agevolazioni, degli sconti nelle imprese, nelle associazioni aderenti che aderiscono a questa piattaforma, che è una piattaforma nazionale, quindi le aziende avranno anche l'opportunità di mettere in vetrina la propria attività. Ecco, questo è uno strumento importante, perché grazie. Poi un altro elemento importante che volevo sottolineare, che proprio abbiamo già definito da qualche giorno per fare ripartire l'economia, è importante, puntiamo sulla riqualificazione urbana. Ci sono gli incentivi ecobonus e sisma bonus, il CNA è diventato modello nazionale con HD che è un arranger finanziario, c'è anche Enel Gas, Luce e Gas, che abbiamo costruito una piattaforma a livello nazionale, ma è partita dalla Sicilia, per la riqualificazione dei condomini, perché con il credito d'imposta che si può cedere, lo si può cedere immediatamente, senza aspettare 10 anni. Ecco, la legge consente di poter avere dedurre il credito d'imposta in 10 anni. Noi attraverso questa piattaforma consentiamo al condominio, che ovviamente è interessato, attraverso questa piattaforma che completa la filiera, di poter cedere subito il credito d'imposta e quindi pagare solo una piccola parte, che tra l'altro può essere anche messa attraverso finanziamento a tasso agevolato, e quindi realizzare efficienza energetica o anche antisismica. E questa è una iniziativa molto importante, già anche ad Agrigento sta avendo i primi risultati. Bene, siamo arrivati alla chiusura, sì, proprio 30 secondi. No, era uno spunto che volevo dare al responsabile del CNA. Mi consta che il comune di Agrigento sia uno dei pochi in Italia che prevede per gli artigiani, per il rilascio della partita IVA di artigiano, il possesso di un immobile adibito come attività, come locale. Quindi, mentre invece nel resto d'Italia si consente agli artigiani di poter avere una partita IVA come artigiani pur lavorando in casa. Quindi volevo chiederle se può farsi promotore di questa diciamo, modifica presso il Lo farai? Certamente. Non ho tempo per Lapidario. Presidente, volevi dire una cosa pure tu? Sì, semplicemente questo, che intanto fra le iniziative che abbiamo fatto è una quella in favore delle vittime del dovere della criminalità organizzata, l'abbiamo fatto lo scorso mese di maggio, e un'altra iniziativa che probabilmente culminerà entro fine anno è quella di aver istituito un premio Angri che verrà riconosciuto a delle personalità nel campo dell'arte, nel campo giuridico o di qualunque altra attività, che mira a far emergere quelle eccellenze che nel silenzio, senza tanti clamori, si sono dedicate alla società, per cui attraverso queste iniziative stiamo cercando di creare una rete che possa avere appunto quella valenza sociale, in modo che ci possa essere fra di noi una collaborazione continua e costante per poter portare avanti questo. Siamo arrivati alla fine, dicevo, e mentre Cristiano si prepara, perché ti abbiamo sentito in televisione, ma ti dobbiamo sentire anche dal vivo, e magari Claudio ci fa
Ci fai da asta, magari gli sorreggi il microfono mentre Cristiano inizia a strimpellare qualcosa. Anche per non perdere l'abitudine. Ecco, nel mentre che lui strimpella qualcosa, chiedo ai miei ospiti di pensare a un saluto particolare, perché come voi sapete, o se non lo sapete ve lo ripeto, a Target non si saluta con il grazie, eccetera, eccetera. No, dovete farlo con una frase, con una citazione, con un buon proposito, insomma, con un qualcosa di particolare che caratterizzi anche la vostra professione e il vostro modo di essere. Un minuto e mezzo per te, Cristiano. Io volevo dire solo una cosa, volevo dedicare questa mia performance, diciamo, nuda, perché non ci sono... estemporanea, chiamiamola anche così. A una persona che purtroppo ci ha lasciati, che è Filippo Sciortino, che ha fatto parte, è conosciutissima nel nostro ambito folcloristico. Volevo ricordarlo. Che cosa fai? Vabbè, faccio un po' così, un'improvvisazione di musica varia. Va bene, okay? Grazie Claudio. Sempre di siciliano. Per sì, l'asta. Una cosa così, tanto per quello che posso fare. Perfetto, vai tu. Allora, questa è l'entrata di solito come entra la musica, che questa la conosciamo da tutte le parti. Vai. Il finale, cioè l'entrata e l'uscita. E poi c'è... Mi sembra giusto, no? Si può fare qualsiasi musica, però io di solito... Diciamo, come chiudi tu? Come chiudi? Così, con questa musica. Sentiamo. Bene, ok, dato che c'è veloce. Perfetto, dato che c'è il microfono, il primo saluto è per te, grazie della presenza e partecipazione. Un saluto soltanto al mio amico Filippo Lobrutto, perché parlavamo di mio nonno, mi ha voluto restaurare un mandolino che era arrivato. Bene. E lo volevo salutare, ci tenevo. Cristiano Borcoleri, grazie a voi e scusate se ho preso più tempo del normale. Assolutamente. Grazie della presenza e della partecipazione a Claudio Spoto, segretario provinciale della CNA Agrigento. Allora, la CNA davanti a tutti, questo è lo slogan nazionale, davanti a tutti non soltanto come leadership per la rappresentanza politica e sindacale, ma anche nella qualità e qualità dei servizi da offrire al territorio e alle imprese. Grazie a Fabrizio Raso, coordinatore Intercopa. Io che cosa posso dire? Posso dire che praticamente i diritti inalienabili dell'individuo non vanno calpestati ma vanno difesi. Uno di questi è l'acqua, forse uno dei diritti fondamentali più importanti, e sull'acqua si basa la vita e bisogna lottare. Bene, ancora più stretto, grazie a Leonardo Cusumano, avvocato. Peppe, grazie a te dell'invito. Io mi riaggancio a quello che diceva prima il dottore prima, cioè che è necessario che ognuno oggi dia il suo contributo. Grazie alla criminologa Iva Marino. Grazie per l'invito, sono stata veramente felice di stare qui tra voi. Sant'Agostino, il tempo è distensione dell'anima. Io auguro a tutti di avere tempo per la bellezza dei legami, tempo per la salute, tempo di fare tutto quello che il cuore e la testa desiderano. Grazie a Pietro Sicurelli, presidente Angri Agrigente. Sì, grazie a voi per avermi invitato. Io semplicemente voglio significare quelli che sono i valori che noi portiamo avanti, che sono l'amore per la patria e il rispetto delle istituzioni e la cultura, intesa come quella conoscenza che aiuta poi in pratica la società a migliorare, perché avendo la conoscenza si evitano di fare determinati errori. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.